sfida ai vertici, una sfida che arrivati a pochissime giornate al termine può valere tantissimo per 3M e Palermo Futsal 89ers. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Si sposta Calvaruso, il pallone è per Cottone, il tacco affaticato, prova il destro e apre la contesa. Stefano affaticato, grande schema del 3M e il 6 a metterla dentro, 1-0. Allora può andare Calvaruso, contropiede del 7, Calvaruso prepara il destro, torna dove c'è Lucchese, 1-2, fulminante del 3M, segna anche Lucchese. Va in porta Pennino, Virruso non trattiene, palla incredibile davanti alla porta. Lontano Virruso, ricotto di testa. Bravo Barcellona a metterci le manone. Ancora Palazzotto, largo a destra, torna dove c'è Runfolo che appoggia Calvaruso. Barcellona bravissimo a rubargli per un attimo il pallone. Quindi Runfolo dove c'è affaticato. Barcellona è brava a dirgli no. Poi affaticato al centro, affaticato. Barcellona chiude tutta la porta. Lontano Virruso, Calvaruso controlla, va in porta. Barcellona come torna al 22 dopo il controllo del muratore, grandissimo break qui di Pennino, anche a lui Pennino fermato da Virruso, lo scambio è per Pennino e colpisce Virruso, il Palazzotto va lontano subito. Allora Cottone in aria, 0-3, segna anche il 10, Cottone ruba palla al compagno e trova rete che però va il triplo vantaggio 3M. Compagno prova a chiudere Megna, poi Muratore destro finisce fuori e Runfolo manda lontano dove c'è Ricotta che mantiene i palloni in campo e poi Barcellona sull'intervento del suo stesso compagno Vassallo deve impegnarsi. E allora quando ancora il tempo sta scorrendo, due squadre fanno un accordo non verbale e accettano che finisca così la partita. Palermo Futsal 89ers 0, 3M 3.